Ci sono persone che si sono ritagliati una dose di grande rispetto, perché nel campo dello sport è la parola principe. Una di queste a Sassari è sicuramente l'assessore Albacanu, perché nonostante la sua breve esperienza per quanto riguarda il campo sportivo, si è sempre dimostrata partecipe, presente e quant'altro. Si parla di giovani, si parla del Guido Sieni Judo Cup, un motivo come un altro per sottolineare le valenze sportive di una Sassari che continua a stupire tutti. È vero, questa città è una città incredibile, ha un tessuto sportivo e anche di organizzazione sportiva con le federazioni, con gli enti di promozione veramente eccezionale. Devo dire Sassari e anche tutto il territorio ha la stessa dimensione. E questo evento di cui parliamo adesso, la Guido Sieni Cup, è certamente uno degli eventi che danno il senso di questa grande capacità di questa città e di questa organizzazione sportiva a mettere in piedi un evento internazionale con 2 giornate di gare sportive, ma una quantità di giornate, 4-5 giornate di training per gli atleti che parteciperanno qui a Sassari all'attività. Una città che sa fare squadra, una città che riesce quando decide anche a mettersi insieme con forza, e questo è un risultato di questa grande capacità. Così come lo è il risultato di capacità di squadra l'istituzione a Sassari da parte dell'università del primo anno di corso di laurea in scienze motorie, che ha visto la consulta comunale dello sport essere uno dei portatori di interesse che ha sostenuto l'iniziativa, l'università che ha fatto un lavoro eccezionale insieme alle federazioni e agli enti di promozione, e anche a Sassari a partire dall'anno accademico 2019-2020 avremo il corso di laurea in scienze motorie, che sarà un'opportunità interessantissima per i nostri ragazzi e ragazze.